Siamo con Emanuele Fioretti, Channel Sales Manager Factorial Italia. Benvenuto. Grazie mille. Dottor Fioretti, ci vuole raccontare in cosa consiste la sua realtà? Assolutamente sì. Allora, Factorial in primis è un'azienda spagnola che è nata proprio con l'obiettivo di andare a rivoluzionare quello che è il Dipartimento delle Risorse Umane all'interno delle PMI. E in Spagna abbiamo fatto un po' il boom, quindi siamo molto conosciuti ed è stato deciso di aprire i vari mercati, tra cui quello italiano. Attualmente il mercato italiano è il terzo mercato dell'azienda, stiamo crescendo molto ed eccomi qua che lavoro per quel dipartimento. Factorial ha puntato sulla I per rivoluzionare il mondo delle risorse umane. Assolutamente sì, nel senso che è stato un po' il discorso clou dell'anno scorso, ma soprattutto anche di quest'anno, quindi naturalmente essendo noi un software che va a ottimizzare, efficientare, non so se si dice, il Dipartimento di Risorse Umane, ha deciso proprio di integrare anche l'intelligenza artificiale così da ottimizzare ancora di più alcuni processi che una macchina può fare meglio di un umano, più che altro risparmi molto tempo e quindi fa sì che direttamente la risorsa delle risorse umane si può andare a concentrare di più nel suo lavoro. Quali sono le sfide di domani? Bellissima domanda. Non lo so, vorrei saperlo anche io, no? Però principalmente far sì naturalmente che Factorial sia soprattutto nel mercato italiano un punto di riferimento per le PMI, ma al di là di quello io penso che è interessante molto il modello di come le risorse attualmente stanno prendendo importanza all'interno di un'azienda e quindi sta crescendo anche moltissimo il Dipartimento di Risorse Umane, quindi spero che da qui in avanti ci sia molto più accortezza per le risorse all'interno di un'azienda. Collaborate con istituti di formazione? Allora, attualmente no, nel senso che perlomeno per quello del quale mi occupo anche io, che è il canale partner, quindi gestiamo anche, abbiamo dei rivenditori diretti in Italia, a suo tempo abbiamo alcuni partner che si occupano anche di formazione, però noi attualmente ancora no, ma ci appoggiamo a partner che lo fanno. Com'è il mercato italiano in questo momento alle risorse umane? È un mercato in forte crescita. Come dicevo prima, la mentalità, soprattutto gli italiani sotto questo punto di vista sta cambiando, quindi ormai sono 2 anni che sono in Factorial, quindi ho visto anch'io come piano piano le risorse umane stanno cambiando, quindi è in forte crescita, stanno nascendo dei temi che piano piano saranno sempre un po' più all'ordine del giorno. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.